Il crollo di un pezzo del marginamento di Porto Marghera è ovviamente una notizia inquietante e preoccupa moltissimo. È accaduto proprio ciò che si temeva, il cedimento della cosiddetta muraglia di Porto Marghera, il tratto di circa 40 metri di palancolato davanti allo stabilimento Edison. Un danno da 2 milioni di euro, un danno che non doveva avvenire. Da anni noi denunciamo ai vari governi, in particolare a quest'ultimo, il rischio di lasciar deperire un'opera già praticamente conclusa, dove manca solo un piccolissimo pezzo per renderla finalmente operativa e definitiva. Questo investimento il Ministero dell'Ambiente l'ha più volte promesso, anche con annunci roboanti, proclami, interviste, grandi annunci, ma ad oggi non si è mai verificato alcun tipo di vero esborso di risorse. Le hanno stanziate, le hanno più volte annunciate, ma non sono mai arrivate, quindi non sono mai partiti i cantieri. Oggi manca un piccolissimo pezzo per concludere questa grande barriera che divide la laguna dai terreni inquinati di Porto Marghera. Senza questo pezzo tutto il lavoro fatto fino adesso è inutile e rischia di essere vanificato. Il messaggio ora va a quello che sarà il nuovo governo. Speriamo sia più intelligente e capace di quello che ci lascia oggi, perché davvero non possiamo più permetterci di lasciare perdere questa opera strategica per Marghera, per il recupero delle aree industriali oggi dismesse e per garantire la sicurezza in laguna.